2 punti nelle ultime 5 partite, troppo poco per la Palmese che ha urgente bisogno di tornare alla vittoria, di fare un sorriso e chiudere così il girone d'andata. Di contro il Gioiosa che condivide come i neroverdi le difficoltà in classifica. 16 punti della Palmese, 11 quelli raccolta dal Gioiosa Ionica. Passiamo alla formazione proposta da mister Giuseppe Crucitti con Zampaglione tra i pali, Novo, Guerrisi, Gandini, Gomez, Tapia, Dezza, Pasini, Guattara, Militano e La Vecchia. Dirige la partita il signor Ludovico Esposito, sezione di Pescara, assistito a Daniele Milone di Taurianova e Michele La Rosa di Vibo Valencia. Inizia la partita con il film del primo tempo che parte dopo 7 minuti. Ferrari si accentra dalla destra, appoggia per Gentile che calcia sul fondo al 17esimo. Palmese, punizione lunga di La Vecchia, pesca Pasini, non c'entra nemmeno lui lo specchio della porta. Minuto 25, spingono i neroverdi, recupero palla di Dezza che serve Guattara, cerca il mancino, finisce defilato. Minuto 29, punizione affidato agli ospiti da Ferrari che cerca la conclusione verso la porta. Zampaglione la prolunga in calcio d'angolo alla mezz'ora, palla in profondità, viene prolungata all'indirizzo di Quintero che si coordina per il destro di controbalzo, brividi per la porta della Palmese. Minuto 33, spinge il Gioiosa, rimessa laterale di Trichilo per Ferrara, dentro da Quintero, colpisce di testa ma tutto solo, manda in bocca a Zampaglione il preludio al gol del vantaggio perché qui Gomez sbaglia l'uscita, palla al piede, recupera Gentile che serve Ferrari davanti al portiere, Glaciale non sbaglia. 0-1 Gioiosa sul finale di primo tempo, siamo al 44esimo. Il filtrante di Pasini pesca Dezza, mette il pallone dentro su Militano, chiusura provvidenziale del numero 2 ospite che salva in calcio d'angolo. Fine primo tempo, allora fino a questo momento all'Opresti di Palmi la Palmese è sotto, vince 1-0 il Gioiosa grazie al gol di Ferrari. Partiamo col film della ripresa, subito Reisenberg dentro per Pasini al 52esimo, cross di Dezza dalla destra prolungato da Guattara, arriva Guerrisi che da buona posizione mette in difficoltà Commisso che però è attento. 57esimo, svircolata di Del Gaudio, il pallone su Guattara, calcia la respinta di Commisso, ancora Dezza, si avventa ma clamorosamente ancora una volta riesce a intervenire il numero 1 degli ospiti. Minuto 65, Quintero va da Fazzolari a contatto con Guerrisi, si lascia cadere ma il direttore di gara abbocca a questo episodio, calcio di rigore, protesta e come Reisenberg il neoentrato si fa espellere. E allora Palmese che chiude anche in 10 uomini, ma incredibile perché Quintero manda fuori dal dischetto, tiene a galla i padroni di casa. Punizione di Gandini che pesca Tapia, colpo di testa centrale per Commisso. Minuto 68, Guattara, magia in mezzo a due, passa sulla linea di fondo, viene toccato alle spalle da Marullo, almeno così sembrerebbe perché il direttore di gara dice che non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Proteste veementi da parte di mister Crucitti che si becca anche il cartellino rosso. 72esimo, calcio d'angolo battuto veloce dalla Palmese con Militano che si accentra, calcia così col destro, la risposta di Commisso è attenta. 80esimo, tocca a Gomez, andò per Gandini ma non riesce a produrre più nulla la Palmese che esce sconfitta nell'ultima gara del 2023. Passa il Gioiosa all'Opresti di Palmi. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.